nel parcheggio del Bocciodromo di Villorba, dove aveva appena ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. Nonostante i soccorsi, la donna è morta. L'ULSS dispone l'autopsia. Il direttore generale Benazzi: si è trattato di un arresto cardiaco, escludiamo qualsiasi nesso di causalità con la somministrazione della dose, l'esame autoptico per fugare ogni dubbio. Rischio assembramenti, scatta il piano di monitoraggio del centro di Treviso, flusso importante ma sotto controllo, commentano dalla polizia locale, ma c'è chi lamenta l'uso scorretto della mascherina. Deltaplano si schianta con 2 persone a bordo poco dopo il decollo sul Col del Puppolo, Montegrappa, illesa una donna, muore l'istruttore, un 52enne padovano. In 500 a San Zenone degli Ezzelini per i funerali di Elisa Girolametto, la 19enne di Riese Pio X, morta nel tragico schianto di Altivole, la commozione della famiglia. Incredibile, a San Biagio di Callalta, 27enne fermato dai vigili 3 volte senza patente di guida in 15 giorni, maxi sanzione per il giovane e auto sequestrata. Lo sport trevigiano è sceso in piazza questa mattina a Treviso al grido "Dobbiamo ripartire, non ce la facciamo più". 90.000 le persone interessate solo nella Marca. Campagna elettorale già nel vivo a Conegliano, stamane un segnale dall'imprenditore Piero Garbelotto, presente con Lega e Fratelli d'Italia in piazza C, ma resta la distanza con Forza Italia, che vuole puntare ancora su Fabio Chies. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. L'avete sentito in primo piano il dramma che si è consumato questa mattina nel parcheggio del Bocciodromo di Villorba, arresto cardiocircolatorio per un'anziana 91enne appunto nel Vax Point, nel parcheggio del Vax Point, dove aveva appena ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. Nonostante i soccorsi, la donna è morta. L'USL esclude legami con la vaccinazione e dispone l'autopsia. Il dramma poco dopo le 11 nel parcheggio del centro vaccinale di Villorba, dove madre e figlia si erano recate per la vaccinazione. La madre, 91 anni, aveva ricevuto la seconda dose Pfizer circa un'ora prima. Poi, dopo l'attesa prevista dopo l'iniezione e un'ulteriore attesa affinché anche la figlia fosse sottoposta al vaccino, le due si sono allontanate per raggiungere l'auto. Nel parcheggio l'improvviso malore dell'anziana, la quale, nonostante i soccorsi del team vaccinale e del 118, giunto sul posto con l'anestesista rianimatore, non ce l'ha fatta. La donna, che soffriva di patologie cardiovascolari e renali, è morta all'arrivo al pronto soccorso di Treviso. In 12 minuti è arrivato. Ecco, mi sento di dire intanto che gli arresti cardiaci in Italia sono 70.000 al giorno, quindi purtroppo dobbiamo convivere con questa possibilità che succeda. E in secondo luogo non c'è nessun nesso di causalità tra la morte della signora e la vaccinazione, questo lo dico con molta tranquillità. Contemporaneamente però giustamente il nostro medico del SUEM ha chiesto l'autopsia proprio perché sia fatta, come dire, luce totale su quello che è avvenuto. Ad oggi nella Marca le uniche serie reazioni avverse alla vaccinazione sono di rare allergie. Quei pochi casi che abbiamo avuto li abbiamo risolti o con la somministrazione di cortisonici o con la somministrazione di adrenalina. Non abbiamo avuto nessun tipo di evento avverso, come dire, che porta al decesso. L'ULSS rassicura i cittadini circa la sicurezza della vaccinazione. State tranquilli, purtroppo è stato un arresto cardiaco che non ha nessuna, come dire, nesso di casualità con ovviamente la vaccinazione. Rischio assembramenti, scatta il piano di monitoraggio del centro di Treviso, afflusso importante ma sotto controllo, commentano dalla polizia locale, ma c'è chi lamenta l'uso scorretto della mascherina e il mancato rispetto del distanziamento. C'è tanta gente, forse troppa, però speriamo di ripartire, soprattutto le attività. Si rispetta le regole, non si rispettano. Ci sono tanti che non le rispettano, altri che si danno da fare. Bisognerebbe controllare un po' di più. La gente indossa bene la mascherina come la indossa? Non tutti purtroppo, nonostante sia passato un anno, c'è ancora chi la tiene sotto il naso. La mettono ovunque tranne che dove serve. Voi oggi vi sentite sicuri? Più o meno. Io sì, che fortunatamente sono vaccinata, quindi
sono a posto, però... Io un po' meno perché non sono vaccinato. L'afflusso è stato consistente fin dalle prime ore della mattina in centro a Treviso, tra shopping e spritz nei plateatici, una sorta di ritorno alla normalità, una normalità però vigilata. Abbiamo una quindicina di agenti con le maxi pattuglie che stanno controllando da via Roma fino a Duomo e quindi con la presenza massiccia degli agenti speriamo che la situazione rimanga sempre sotto controllo come è rimasta fino adesso. A monitorare i flussi attraverso la videosorveglianza anche un addetto fisso nella sala operativa del comando della municipale, a fare la spola anche polizie e carabinieri. In giro per le strade forse sì, c'è un po' troppa gente, però nei locali è molto tranquillo e si rispettano tutte le ordinanze. Vedi anche noi siamo andati a fare un po' di shopping perché era tanto che non facciamo niente, tutto chiuso e alla gente comunque dà fastidio e quindi la gente esce lo stesso anche se ci sono problemi. In centro per impegni il direttore dell'ULSS 2 Benazzi, da settimane impegnato a sensibilizzare i più giovani, quelli che maggiormente si ritrovano in gruppo dopo il ritorno in giallo. Un conto sono i comportamenti legali, fa intendere Benazzi, un altro quelli opportuni. Mi preoccupa solo questo, il fatto che sono giovani che purtroppo non portano la mascherina, che sono assembrati tra di loro e sono giovani che, essendo giovani, non prendono il Covid in modo pesante, quindi sono spesso e volentieri asintomatici e portano poi a casa, ovviamente l'infezione e creano dei cluster familiari. Lo sport trevigiano è sceso in piazza questa mattina a Treviso, dobbiamo ripartire, non ce la facciamo più, 90.000 le persone interessate solo nella Marca, incalcolabili i danni per le piscine, in trincea anche il mondo della disabilità. Bisogna muoversi perché prima o poi molte società chiuderanno se non ci muoviamo noi. Il messaggio di Marino è condensato in poche semplici parole: tornare a giocare con i suoi compagni dell'hockey in carrozzina, i Treviso Bulls, e farlo quanto prima. Per tanti atleti dilettanti, in particolare disabili, lo stop causa pandemia è un passo indietro verso un'autonomia conquistata con fatica. Ho perso la vita sociale. La vita sociale l'ho persa ormai. Una situazione ormai al limite, con il CONI sceso in piazza nel salotto buono della città di Treviso per chiedere il rispetto delle associazioni dilettantistiche. Nella sola Marca un vero e proprio mondo. 90.000 e parliamo di soli tesserati, di soli atleti. Poi 1.015 società e una marea di persone. Una marea finora rimasta per lo più in silenzio, ma che chiede di ripartire subito, in totale sicurezza. Le associazioni sportive dilettantistiche, credetemi, seguono in maniera precisa tutti i protocolli che vengono dati dalle rispettive federazioni. È il caso, per esempio, della disciplina del karate. Abbiamo il contatto e il kata, che non è contatto, abbiamo 12 metri quadrati a testa. In 12 metri quadrati riusciamo a gestire i ragazzi in assoluto, ognuno ha un suo box. Ci sono poi le piscine ancora nell'incertezza e che in mattinata hanno realizzato in contemporanea al sit-in del CONI dei flash mob nei singoli impianti, subito condivisi in rete. Incalcolabili danni, sono ormai abbiamo perso bilanci che sono disastrosi, sono centinaia di migliaia di euro, dalle piccole società a milioni di euro per le grosse società. Pieno sostegno dal sindaco Mario Conte anche in qualità di presidente dell'Anci Veneto, preoccupato soprattutto per i risvolti sui più giovani. Io voglio invertire il dato che vede premiare poche decine di giovani per meriti sportivi e curare invece diverse centinaia di giovani per dipendenze da droga e alcol. Lo sport è una soluzione, non è il problema. Lo sport deve ripartire, lo dobbiamo fare obbligatoriamente, lo dobbiamo ai nostri giovani e alle società. Tragedia del volo a Borso del Grappa nel primo pomeriggio di oggi, davvero incredibile quanto accaduto. Dopo aver assicurato l'allieva alla seduta del deltaplano, il pilota non ha provveduto a legare se stesso e subito dopo il decollo è rimasto appeso alla sbarra, agganciato con la sola forza delle braccia finché non ce l'ha fatta più ed ha mollato la presa sparendo nel bosco sottostante. Ha perso così la vita precipitando per oltre 300 metri nel vuoto un 52enne
27enne padovano. Il deltaplano ha proseguito ancora senza comandi per poi cadere tra gli alberi, lasciando sospesa nel vuoto tra i rami di una pianta la donna, l'allieva, fortunatamente illesa. Gli uomini del 118 e del soccorso alpino hanno tratto in salvo la ragazza, una 28enne di Trieste. Nel frattempo sono scattate le ricerche del pilota disperso nel bosco. Poco prima delle 18 il corpo dell'uomo è stato individuato in un canalone e recuperato. Ed ora andiamo a San Zenone degli Ezzelini, dove si sono svolti questa mattina i funerali della 19enne morta nel terribile incidente stradale, proprio nel giorno in cui doveva iniziare il tirocinio come infermiera. In chiesa le strazianti parole del padre e del fidanzato. I volontari della Croce Rossa schierati ai lati dell'ingresso della chiesa di San Zenone, 2 ali che accolgono al suo arrivo la bara, i fiori, la divisa, le fotografie e quegli occhi che ancora leggono nell'animo degli altri. È un addio doloroso, contro natura, quello che i familiari, gli amici, i colleghi di studio danno a Elisa Girolametto, 19 anni appena, morta nell'auto fuoristrada e in fiamme ad Altivole. In 500 tra la chiesa e il sagrato, il papà Diego, la mamma Marina si fanno coraggio a vicenda, poi lui in divisa prende la parola con accanto una delle altre 2 figlie. Il destino ti ha strappato troppo presto dal nostro braccio, ma il ricordo che il tuo spirito resterà sempre in noi. Orgogliosa della persona che sei diventata, delle scelte che hai fatto, di aver seguito le mie ordini e di averti trasmesso la passione. È un lungo ripercorrere i piccoli gesti quotidiani, i passi compiuti da Elisa per diventare la donna che voleva essere, gli studi da infermiera, il volontariato tra Croce Rossa e donatori del sangue, i figli che voleva avere. Il tuo sorriso e i tuoi occhi erano ciò che mi rendevano stupendo. Mi manchi troppo, ti voglio bene. La commozione spezza le parole del fidanzato Giorgio. Non penso di essere pronto a lasciarti andare quest'oggi, ma almeno ci provo. Adesso vai, stai lì, fai un buon viaggio e quando avrai bisogno di me cercami, sai dove trovarmi, io ti cercherò sempre. Il feretro esce, il dolore della piazza si scioglie in un applauso, un abbraccio ad Elisa, un grazie per i tanti doni che nella sua brevissima vita ha fatto agli altri. E da oggi a Musile di Piave una targa per tutte le vittime della strada, in particolare per i 4 ragazzi morti 2 anni fa nella strage di Jesolo. Stamattina la scopertura, la sicurezza stradale deve tornare una priorità, dicono i familiari. Una targa per tutte le vittime della strada, un modo per ricordare e ricordarsi che ci sono ancora tanti, troppi morti, giovani soprattutto. Questo è il senso dell'iniziativa ai campi sportivi di Musile di Piave, nata per volontà dell'associazione Alba, guidata da Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 giovani che il 14 luglio 2019 morirono nella strage di Jesolo, speronati da un'auto pirata. Oggi provo la gioia di vedere che il sole, che c'è una bella giornata di sole, perché vuol dire che questi angeli sono qui con noi e vogliono far capire che la loro morte non è stata inutile ma è stata utile. È un momento sicuramente di ricordo per i 4 ragazzi che hanno perso la vita a luglio del 2019, ma anche è un monito per tutti i nostri giovani. Infatti non a caso abbiamo scelto di metterla qui in un luogo di passaggio, in un luogo molto frequentato dai giovani, proprio perché ci si ricordi che quando ci si mette in strada bisogna essere prudenti, bisogna stare attenti. Con il ritorno graduale alla normalità aumentano gli spostamenti, magari dopo mesi di stop, e nei ragazzi c'è il fattore dell'inesperienza. Noi in realtà siamo attraversati da una statale, per cui abbiamo avuto dei periodi davvero falcidiati dalle stragi, e capita comunque, avendo appunto una statale, che ci siano ancora delle tragedie. E proprio ai più giovani si rivolge il primo cittadino di Spresiano. Guardate ragazzi, siamo stati giovani tutti e io ho la fortuna di essere qua a raccontarlo che sono stato giovane. Vorrei che tutti avessero questa fortuna. Incredibile
Incredibile, a San Biagio di Callalta un 27enne è stato fermato dai vigili, pensate, 3 volte senza patente di guida in soli 15 giorni. Maxi sanzione per il giovane e auto sequestrata. Questo è uno di quei casi quando la realtà supera l'immaginazione. Nemmeno gli agenti della polizia locale di San Biagio di Callalta potevano credere ai loro occhi quando lo stesso cittadino 27enne di nazionalità senegalese, residente a Motta di Levenza, è stato trovato per la 3ª volta consecutiva in meno di 15 giorni alla guida di un'autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida. Il 20 di aprile fermano questo soggetto, il quale dice di aversi dimenticato la patente a casa. Quindi gli chiediamo l'esibizione, ma non facciamo neanche a tempo a mandare a casa verbali o quant'altro, che il 26 di aprile viene rifermato e constatiamo che effettivamente è senza patente, non l'ha mai presa. Perché nel frattempo gli agenti avevano fatto scattare le verifiche, constatando che il 27enne non era in possesso di alcuna patente regolare. Quella che apparentemente possedeva gli era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Conegliano dopo un controllo, perché era falsa. Passano pochi giorni e l'uomo viene rifermato per la 2ª volta. 4 maggio viene rifermato, sempre alla guida dello stesso mezzo, che questa volta viene confiscato, e viene rinotificata una nuova multa. Ma non basta, non c'è 2 senza 3. Ieri sera questo soggetto di Motta di Levenza viene per la 3ª volta fermato e alla guida di un altro veicolo che era senza assicurazione e lui guidava ovviamente senza patente. Per tutte e 3 le volte l'uomo è stato multato con una sanzione pari a 5.000 euro e gli sono state confiscate le 2 auto. C'è chi esibisce la patente falsa, chi non la possiede nemmeno. Gli automobilisti indisciplinati sono in aumento. All'inizio dell'anno ormai siamo a 11 soggetti fermati senza aver mai conseguito la patente, quindi, e di queste 11 patenti mai conseguite, 8 di questi soggetti avevano patenti false. Quindi anche tra questi un pakistano che ben 3 volte ci ha esibito 3 patenti false. Anche per questo motivo i controlli sono stati intensificati. Aveva acquistato in Germania vari capi di vestiario e scarpe griffate senza poi procedere al pagamento. 37enne arrestata dai carabinieri di Castelfranco. Era destinataria di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca. La donna romena, 37 anni, residente ad Altivole, è stata fermata nella tarda serata di ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelfranco durante un controllo. I fatti contestati alla donna risalgono al mese di maggio 2014, quando in territorio tedesco la donna ha effettuato vari acquisti di vestiti e scarpe per un ammontare complessivo di circa 800 euro senza poi provvedere al relativo pagamento. La donna è stata quindi arrestata e trasferita nel carcere femminile della Giudecca a Venezia. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso. Abbiamo un aggiornamento circa gli assembramenti che si sono verificati oggi in città a Treviso, presa d'assalto stamattina ma poi soprattutto nel pomeriggio. I vigili sono intervenuti in piazza Pio X e quartiere Latino. Poco fa sapere il comandante Andrea Gallo, in entrambi i casi si trattava di segnalazioni di residenti che parlavano appunto di assembramenti di giovani. Nel caso di piazza Pio X è stato trovato un 15enne con una modica quantità di marijuana, anche grazie all'ausilio delle unità cinofile. Portato al comando sono stati chiamati i genitori. Per il secondo intervento, quando la polizia locale è arrivata, i ragazzi si erano già dileguati. C'è stato anche un incidente in via Podgora, coinvolto un ciclista, l'auto si è data alla fuga. Anche qui sul posto gli agenti della polizia locale di Treviso. Ed ora andiamo a Conegliano. Gazebo e Flash Mob, Lega e Fratelli d'Italia oggi hanno manifestato per parlare di sicurezza dopo il violento pestaggio di domenica scorsa in piazza Cima con i 2 giovani kosovari denunciati dalla polizia per quei fatti che chiedono perdono.
Il gazebo della Lega è il lungo striscione srotolato da Fratelli d'Italia. A Conegliano le forze politiche di centrodestra si fanno sentire sul tema sicurezza dopo il pestaggio di domenica scorsa in Piazza Cima, con 2 dei responsabili già identificati dalla polizia che in una lettera spiegano di essere stati a loro volta picchiati dal gruppo rivale a fine aprile e chiedono perdono per quello che hanno fatto. Spero che sia realmente sentito, è un primo segnale ed è comunque giusto che chiedano scusa, anche a dimostrazione che anche nella loro comunità magari può esserci qualcuno che invece vive correttamente e si integra anche nella nostra città. Non so se accetterei le scuse di quello che hanno fatto, perché ha fatto un bel danno sia economico che morale anche, perché non puoi venire in piazza e fare quello che hai fatto. Insomma. Il perdono cristiano non si riconosce a tutti quanti, tuttavia il perdono giudiziale è un'altra cosa e in questo caso io credo che una pena esemplare per far capire anche a tutti quelli che magari avranno nella mente di tornare qui a Conegliano a fare casino, ecco, qui a Conegliano non è più una città dove si viene a far casino. Nessuno può sostituirsi allo Stato anche quando lo Stato latita per avere giustizia e sicurezza. Quindi bene che i ragazzi si siano pentiti, bene che lo Stato li punisca perché queste cose non possono accadere. Il deputato leghista Giuseppe Paolin ha ricevuto dal questore Vito Montarulli garanzie sui controlli in città. Ci ha assicurato anche che arriveranno dei rinforzi e quindi la situazione da un punto di vista della sicurezza ci tranquillizza. Gli esponenti del Carroccio portano la loro solidarietà ai gestori del caffè il cui plateatico è stato messo sottosopra durante la scorribanda, danni per 1.500 euro, un'azione che Fratelli d'Italia condanna fermamente. Questo è il nostro abbraccio alla città di Conegliano che è stata ferita domenica scorsa grazie a un vile attacco da parte di Gentaglia. Ma siamo qui a dire queste cose non vanno bene, non è questa il Veneto, non è questa l'Italia, non sono queste le città che vogliamo con questo modo di fare delinquenza, ma vogliamo un po' più rigore, sicurezza. Ed in Piazza Cima è arrivato in tarda mattinata anche l'imprenditore Piero Garbellotto, su cui il centrodestra intende puntare alle amministrative di Conegliano. Lui rimane cauto, ma la campagna elettorale è già nel vivo. Piero Garbellotto arriva in Piazza Cima mentre Lega e Fratelli d'Italia manifestano per chiedere maggiore sicurezza, tema in primo piano della lunga campagna elettorale iniziata con il commissariamento della città. L'imprenditore e presidente dell'Imoco Volley è chiaramente il candidato su cui entrambi i partiti intendono puntare, ma per l'ufficializzazione c'è tempo e lui stesso resta cauto. Io non ho mai dato una disponibilità totale, ho detto che la mia famiglia, come mio padre prima di me, mio nonno prima di me, sono a disposizione di Conegliano per dare una mano per un cambiamento, quindi questa la confermo sicuramente. È chiaro che se nessuno metterà veti, il nome di Garbellotto resterà quello in pole position per il centrodestra. Piero è sicuramente un imprenditore in vista nella città, è una persona che comunque ha saputo dimostrare nelle cose che ha gestito e che ha preso in mano di saperle gestire nel modo giusto, sia sotto il profilo dell'efficienza che dell'immagine. È un profilo di altissimo livello, forse il migliore che si può esprimere, e quindi fa piacere vederlo qui vicino al nostro mondo, e fa piacere anche che si possano creare dei percorsi condivisi tra città come Treviso e Conegliano, che hanno molto da condividere, hanno molto da dare al nostro territorio. Piero Garbellotto potrebbe essere uno tra i potenziali candidati eccellenti per questa città che merita un'eccellenza. Per la terza componente del centrodestra, Forza Italia, il discorso è differente. In visita a Conegliano nei giorni scorsi, il vicepresidente Antonio Tajani ha ribadito che per gli azzurri il candidato rimane l'uscente Fabio Chies. Bisogna conoscere il territorio, bisogna conoscere la città prima di indicare un candidato, e soprattutto bisogna parlare anche con gli alleati. Tra l'altro ha parlato anche della regione, dove ha detto che Forza Italia dovrebbe avere un assessore. Probabilmente non conosce bene quali sono i rapporti di Forza e Regione, visto che contano solo 2 consiglieri, quindi sarebbe abbastanza improbabile. Il 20 maggio sarà la giornata mondiale delle api e in vista di questo appuntamento gli apicoltori veneti lanciano un allarme legato ai trattamenti anti-zanzare su parchi e siepi. Api che muoiono pur distanti da luoghi come vigneti e frutteti dove periodicamente si fanno trattamenti fitosanitari. Una guerra tra apicoltori e agricoltori che da tempo si è conclusa con un accordo che prevede previo avviso preventivo di irrorazioni, lo spostamento temporaneo delle arnie in altre aree. E per un fronte che si è chiuso, un altro e per certi versi più subdolo si è aperto per la difesa delle api, quello su condomini, giardini e giardinieri in genere. In alcuni apiari vicino a dei centri abitati, in concomitanza con i trattamenti per le zanzare, abbiamo
notato una moria molto alta delle nostre api. Del resto le api sono insetti che si avvelenano esattamente come le zanzare o le vespe, altra tipologia spesso combattuta con fitofarmaci. Gli apicoltori non se la prendono con chi utilizza le pastiglie che sterilizzano tombini e sottovasi dalle larve di zanzara. E sotto accusa non sono tutti i trattamenti aerei per irrorazione, ma solo quelli ad ampio spettro utilizzati da incompetenti. Da qui l'appello a sindaci e non solo. In occasione dei trattamenti contro la zanzara sarebbe bene che i sindaci, e non solo i sindaci, ma anche gli amministratori di condomini dessero l'incarico e ordinassero a chi ha in appalto questi interventi di utilizzare prodotti innocui per le api. Presidente che si aspetta anche maggiore preparazione da parte di chi provvede alle disinfestazioni, chiedendo di attenersi rigorosamente alle percentuali di utilizzo dei veleni scritte sulle confezioni. Presidente anche che però confida in una speranza. E non occorre spruzzare siepi e giardini con prodotti insetticidi pericolosi per le api, per noi e per l'ambiente. Ed abbiamo un aggiornamento di cronaca. È un ragazzo di origini moldave residente in provincia di Treviso, il giovane che ha perso la vita oggi pomeriggio a Cavasso Nuovo in provincia di Pordenone nello schianto tra una moto e una vettura. Il giovane si trovava appunto in sella alla moto insieme ad un gruppo di altri centauri. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Due valanghe in poche ore nel Bellunese, sciatori salvi per miracolo, l'appello del soccorso alpino alla prudenza. Due valanghe nella giornata di oggi, una si è staccata sul passo della Sentinella, sul posto il Pelican di Bolzano che ha individuato la persona rimasta per fortuna sopra la neve, 28 anni di Venezia, trascinato per circa 300 metri. E che, ferito ad una gamba e imbarellato per prudenza, è poi stato trasportato all'ospedale di Brunico. L'altra valanga sulla Tofana di Rozes, 200 metri circa sopra il rifugio Giussani, dove erano presenti diversi sci alpinisti, con una ragazza, 27 anni di Tolmezzo, trascinata a valle per 150 metri e portata poi all'ospedale di Belluno per un sospetto trauma alla schiena. Volevamo fare un piccolo promemoria, un ricordo a tutti i frequentatori dell'ambiente innevato di questi ultimi giorni, di fare molta attenzione perché abbiamo un manto nevoso ancora importante con accumuli da vento e soprattutto le condizioni che cambiano in modo repentino dalla mattina, dal primo mattino fino a metà mattina, primo pomeriggio. Quindi fate molta attenzione, occhio ai pendii esposti al sole perché l'irraggiamento gioco forza fa cadere la neve che in questo periodo è anche molto pesante, quindi fate molta attenzione e buon divertimento a tutti. Scattati gli allarmi in entrambe le situazioni è intervenuto l'elicottero dell'Air Service Center convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che ha trasportato anche squadre di soccorritori e unità cinofile, cui è stata affidata la bonifica delle superfici interessate, anche al fine di assicurarsi che non vi fossero altre persone coinvolte. C'è il fortissimo rischio di una nuova estate di disagi sulla A27, i lavori sulla galleria sud del Monte Baldo lungo la A27 tra Vittorio Veneto Nord e Sud sono già iniziati e dureranno fino ad ottobre, circa 20 settimane. Tanto dal mondo imprenditoriale come da quello politico è stato sollevato un grido d'allarme. A27, il rischio che tutti intravedono è che ci si possa ritrovare nelle medesime condizioni di giugno e luglio 2020. Tra i primi a prendere posizione è stata Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, all'indomani del tavolo convocato in prefettura a Treviso per concordare con forze dell'ordine e Autostrade per l'Italia alternative utili ad evitare il collasso della viabilità. L'allarme è stato sollevato anche in ambito politico, con uguali preoccupazioni.
tanto per i danni alle attività produttive come per l'imminente apertura della stagione turistica estiva. Ma la mia richiesta è un dialogo con la Società per le Autostrade che fino ad ora non c'è mai stato, è anche un aiuto che noi possiamo dare a loro per cercare di comunicare il motivo di questi continui lavori che creano estremi disagi a tutti coloro i quali percorrono la 27 e soprattutto in prospettiva turistica per l'estate. La mia richiesta è stata un po' forte, quella di eliminare il pedaggio, ma è chiaro che dobbiamo trovare delle soluzioni perché non è possibile fare tanti chilometri in condizioni praticamente non da autostrada. Quelli in corso sono cantieri che innescheranno inevitabili disagi, soprattutto nei fine settimana, analoghi a quelli vissuti lo scorso anno. Un problema in più per una stagione estiva che deve essere soprattutto di ripartenza e che invece si complica prima ancora di cominciare. E se certo la sicurezza è fondamentale, ci si domanda perché non si è approfittato dei mesi di zona rossa e arancione e perché invece si interviene ancora una volta in estate. Fondamentalmente non si conoscono i motivi di questi lavori, allora io invito veramente la Società per le Autostrade di fare anche una conferenza stampa, insomma di spiegare le motivazioni e le tempistiche, perché in particolare la Galleria di Vittorio Veneto penso che sia chiusa ormai da 3-4 anni. Quali sono i problemi che causano questi interventi continui? E dopo chiediamo soprattutto nel fine settimana di creare meno disagi possibili e di chiudere più cantieri possibili. Ed è questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, come sempre diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione prevalente, anche la giornata di domenica sarà meteorologicamente tranquilla. Da lunedì anticiclone in declino e graduale peggioramento. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata decisamente buona, la grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà limpido, sgombro da nubi, salvo per qualche occasionale nube di passaggio. Temperature in aumento, minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, contesto anche qui stabile, con tanto sole dappertutto e senza piogge. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui sole ovunque, cielo sereno e terso. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.